Buonasera a tutti, benvenuti a Lunedì Sport, a Telepace Sport. Avete già sentito che insomma questa sera, ma come ogni lunedì, ma questa sera c'è qualcosa di più di entusiasmo. Un saluto a tutti, vedete il Teatro Caritas a Chiavari, bello gremito dobbiamo dire. Bene, ciao Luca. Buonasera. E ciao Gloria. Buonasera a tutti. Allora, partiamo, puntata ricca di tanti sport, di tante notizie sportive. Luca. Però partiamo con una notizia che ci ha fatto enorme piacere, ormai lo saprete già tutti, però lo ricordiamo perché Alberto Razzetti nei campionati italiani di nuoto ha realizzato record italiano sui 200 metri, sui 200 misti e sui 400 misti, ha migliorato i suoi record italiani e ha conquistato il tempo per le Olimpiadi. Quindi Alberto si è già assicurato il posto per le Olimpiadi, per i campionati mondiali che verranno prima di Parigi, e quindi questo non ci può fare che un piacere enorme, perché un nostro atleta senz'altro nel nuoto sarà alle Olimpiadi. Dopo aver ricordato Alberto, Gloria, la sintesi un po' a livello globale, nazionale. Diciamo che oggi, esatto, parliamo soprattutto di calcio, con questo fine settimana che ha portato al sorteggio dei gironi per l'Europeo. L'Italia, girone B, insieme alla Spagna, Croazia, Albania. Roberto, secondo te come siamo messi? Poteva andarci peggio, poteva andarci meglio? Com'è questo girone? Beh, poi lo chiediamo qua agli esperti di calcio, ma sai, l'Italia siamo imprevedibili, possiamo vincere l'Europeo come magari non qualificarci, speriamo che sia quello sicuramente, quello speriamo, c'è tempo, comunque l'esordio sarà a Dortmund contro appunto l'Albania il 15 di giugno, c'è tempo e vedremo come andrà. Adesso però torniamo al nostro calcio, al calcio ligure, partendo dal Genoa. Il Genoa questo weekend ha giocato contro l'Empoli, ha portato a casa solo un punto, appunto la partita finita 1-1 con la rete di Malinowski. Piccola curiosità, Malinowski ha segnato di nuovo da fuori area e prima di lui solo Messi per questa specialità, quindi diciamo che è già un bel record. In Serie B invece la Sampdoria ha perso contro il Brescia. In casa del Brescia ha perso 3-1, mentre invece anche lo Spezia ha perso invece contro il Parma appunto 1-0. Passando invece diciamo alla nostra Serie C, il Sestri Levante ha perso, diciamo che è stato un weekend sfortunato per le nostre squadre. Sestri Levante che è caduto contro il Pineto, partita finita 1-0, mentre invece Rentella ha ospitato il Pescara che ha vinto nel recupero 2-1, quindi non è servita la rete del pareggio all'85esimo minuto di Corbari. Quindi speriamo poi nella prossima giornata qualche risultato migliore. Facendo un calcolo rapido, queste squadre che hai citato hanno prodotto un punto solo. Un punto solo il Genoa, esatto. Vabbè, dai, la prossima settimana bisogna recuperare subito. Tra l'altro, a proposito di Genoa, devo salutare un genuano grandissimo di Lavagno, gliel'ho promesso. Ciao Antonio, dai, vedrai che recuperiamo. Però, parlando di cose belle, possiamo ricordare un'iniziativa appunto dell'Entella. Durante la partita contro il Pescara sono stati inaugurati 2 seggiolini nei distinti dipinti di rosso, proprio per dire no alla violenza sulle donne, quindi diciamo che è un piccolo gesto, però comunque molto importante. Questi seggiolini rimarranno dipinti di rosso fino al termine del campionato. Ecco, vediamo dalla regia, prontissimi la foto che ci ricorda questo momento. Esatto. E io direi che per questo check settimanale è tutto. È tutto? Allora, prendiamo posizione. Naturalmente abbiamo un collegamento con Giacomo, vedrete dove, lasciamo un pochino di sorpresa, ma è tutto pronto. E poi abbiamo un altro super collegamento da Genova, perciò insomma ci sono tantissime notizie sportive. Luca. Andiamo a prendere posto. Vai in piscina, vedi un po', non so com'è andata a Chiavari e Lavagno, poi faremo il punto sulla pallanuoto e vedremo. Allora, qua abbiamo, come avete già notato, tanti sportivi, calciatori in questo caso, che arrivano da Riva Samba. Qua con noi abbiamo Davide Cesaretti, che è responsabile del settore giovanile, poi Sandro Roncone. Il tifo non manca, Davide,
Sandro Roncone, dirigente e responsabile della prima squadra. Ricordiamo i Riva Samba, campionato di eccellenza, sono primi in classifica, e abbiamo 3 giocatori qua. Pietro Lasagna, difensore del Riva Samba. Poi totalmente sport, cambiamo e andiamo anche in un'altra zona, la Val Fontana Buona. Questa sera c'è un bel numero di persone che arrivano dalla Val Fontana Buona qua per parlarci. Tamara Raffetto, responsabile insegnante polisportiva Val Fontana Buona Ciccagna, insieme a Marzia Rovegno, sempre responsabile insegnante polisportiva. Abbiamo anche il presidente della polisportiva, ci racconterà, è Dario Arata, che raggruppa diversi sport. Poi andiamo in uno sport forse che non tutti i giorni conosciamo le loro avventure, ma da noi qua vicino abbiamo una società, Pallo del CKC, reparto corse, qua così, e qua abbiamo Simone Gaggia che è il presidente, insieme a Enrico Guidoni che è il capo squadra del reparto corse. Roberto, il Riva Samba. Passando vicino appunto agli arancioni abbiamo CKC reparto corse, e per finire una gigantesca platea, possiamo dire, di divise nero e verdi della società polisportiva Val Fontana Buona Cicagna. Benissimo. Allora, facciamo un giro per rompere il ghiaccio. Sandro, tantissimi anni da sportivo, ma quanti anni sono che ti occupi di calcio? Ah, non me lo ricordo più. Diciamo solo. Guarda, in che squadra hai cominciato? Allora, il mio primo campionato, allora si cominciava, c'era il NAG, Nucleo Addestramento Giovani Calciatori, non c'era il settore giovanile adesso, c'era solo quella leva lì. E ho cominciato nel 1961, avevo 11 anni, perciò fai il conto. Ma in quale società? Che maglietta avevi? Sesti Levante. Sesti Levante. Poi sono stato ho vissuto fino ai 27 anni tramite, eccetto un anno che sono stato a Lavagnese, poi sono sempre stato a Sesti Levante nelle varie categorie che abbiamo fatto. Una storia, Sandro, dovremmo scrivere un libro per Sandro. Cambiamo, invece da una parte abbiamo un esperto di tanti anni, invece abbiamo una società giovane almeno, da pochi anni, Tamara e Marzia. Voi avete la vostra data di nascita qual è? Noi abbiamo iniziato nel 2018. 2018 e siete partiti, come avete pensato? Perché insomma, vedendo anche l'entusiasmo, tante cose che avete già fatto, siete partiti proprio bene. Sì, in realtà siamo partiti appunto io e lei nel 2018 con 15 bambine, avevamo 15 allieve e pochissime pretese se non quella di trasmettere la nostra passione. E poi da lì piano piano è iniziato tutto fino ad arrivare ad adesso e siamo un po' cresciute, diciamo, durante gli anni. Ma Marzia, come vi siete conosciute per fare tutto questo? Allora, lei è stata la mia insegnante, quindi ho imparato tanto da lei, e poi la società polisportiva Cicagna ci ha chiesto se volevamo iniziare il nostro percorso come insegnanti nella palestra comunale, e da lì abbiamo iniziato. E sta andando, poi ci racconterete un pochino insieme a tutte queste belle bimbe. Sono tutte bimbe o anche dei maschi? Anche mamme. Anche mamme. E un maschio. È un maschio, Sì. poverino, cioè, bisogna dare rinforzo al settore maschile. Sì. Simone, invece, tu presidente, avevi questa passione sempre da bambino? È una passione che siamo riusciti a tramutare in un'idea. Tra l'altro che nella poi... sigla abbiamo qualche secondo, avete visto, no? Di Car. Un altro mondo. È un altro modo. Quello è un altro Però mondo. rende l'idea, no? Sì, certo. abbiamo creato questo gruppo di amici che vuole avvicinare i ragazzi al motorsport, che è uno sport che in Liguria non è molto
diciamo, conosciuto. Anche perché mancano le infrastrutture, quindi è una sport Voi molto complessa. dove vi allenate? Noi con il settore giovanile presso la pista di Carasco, poi con gli adulti, cioè quelli un po' più grandi, per ragioni proprio di esigenza di mezzo dobbiamo spostarci su impianti che sono un po' più lontani, perché purtroppo in Liguria non ci sono infrastrutture che possono essere degne, cioè sufficienti a gestire il nostro, cioè a far sì che si possa fare un allenamento, quindi dobbiamo fare minimo 120 km con tutto quello che ne comporta, perché non si spostano soltanto persone. Sì, poi dovete portare anche i mezzi. Meccanici. Benissimo, invece Pietro, introduciamo un pochino, ieri 1-1 in trasferta con Genoa Club. Genova Calcio, sì. Genoa Calcio. Siamo stati raggiunti all'ultimo minuto Non abbiamo l'autore del gol. Abbiamo l'autore del gol e sei già a 5, giusto Gian? Già a 5 gol quest'anno. Siamo una squadra che va in rete con tanti giocatori. E purtroppo ieri ci hanno raggiunto all'ultimo minuto su un fallo laterale, hanno messo una palla dentro e niente, ci hanno Succede, beffato. no? Beffato, Anche però i primi della rimaniamo primi, dai. Bene Pietro. David, come presenti tutti il gruppo undicenni? Qua ci sono i miei ragazzi del 2011, esordienti secondo anno, io sono responsabile del settore giovanile, ma anche soprattutto mister loro, che è una cosa bellissima. Sono un gruppo di 27-28 ragazzi, stanno facendo molto bene, così come un po' tutte le leve del nostro settore giovanile, fortunatamente. Molto bene. Allora direi, se riusciamo dalla regia, mi sembra che siamo nella possibilità di poterlo fare, facciamo il primo collegamento, darei la linea a Giacomo Rizzi che insieme a Maurizio Settaro lascio spiegare a loro dove sono. Vediamo se riusciamo a collegarci. Eccoci. Sì, grazie Roberto, noi siamo qui alla palestra del Parco Tigullio di Lavagna per assistere a un allenamento dell'Under 19 della Blussi Basket Lavagna. Qui con noi c'è la presidente della squadra e non Eloy della Davaglioni. Tanto buonasera, e se ci parla brevemente di questa società, chi siete, che siete una società relativamente giovane, quasi 10 anni. Sì. Buonasera a tutti e grazie per questo intervento, per il basket. Noi siamo andati 10 anni fa, giusto? Per un'esigenza di basket per maschili a Lavagna che non c'era molto. È una società abbastanza snella, però entusiasta, una società che tenta di fare delle cose nuove, facciamo tornei, abbiamo persone che appunto si danno molto da fare per far divertire i ragazzi soprattutto, perché secondo noi è importante che crescono facendo uno sport sano come il basket, che è un bel sport di squadra e che possono divertirsi soprattutto. Con fair play e con un insegnamento proprio di squadra e ci tengo particolarmente proprio all'aspetto sociale. Lavagna ha bisogno, ha tantissime società di sport, meno male, e noi siamo in mezzo proprio perché ci teniamo. Avete ragazzi da che età all'incirca? Ma abbiamo da mini basket in su al D. E parecchi. Quest'anno abbiamo voluto fare un esperimento nuovo grazie alla Polisport, quindi ci siamo tornati insieme con i piccoli, abbiamo formato il centro mini basket Lavagna e questo proprio per far divertire i ragazzi di più. Sono un bel gruppo e secondo noi questa è quella che è importante soprattutto. Ringraziamo la Presidente per questa panoramica e vi diamo la linea e poi ci ritroviamo dopo per altre cose sulla società. Benissimo, grazie Giacomo e andiamo sugli spalti in prima fila.
Adesso possiamo andare subito dalla società polisportiva appunto di Valfontana Buona Cicagna e andrei dal presidente della polisportiva Dario Arata. Dario, io ti chiedo se ci vuoi raccontare cosa fate voi appunto come polisportiva e se hai voglia di raccontarci in breve quello che fate. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie dell'invito. Come polisportiva lavoriamo su tanti settori, cioè nel senso ogni sport per noi è ben accetto in quanto collaboriamo con altre società e riusciamo a fare questi corsi presso la palestra comunale. Infatti abbiamo un corso di box, un corso di volley, oltre a questo corso che gestiamo invece direttamente, che è il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo anche il circolo dello sport, in cui è presente il campo da tennis e il campo da calcetto, e anche come tennis con cui siamo tesserati, cioè affiliati FIT, abbiamo raggiunto importanti traguardi. Ci tengo anche a ringraziare il maestro Mozzi. Direi quindi che fate tantissime cose. Guarda, Roberto, io andrei avanti a sentire le nostre ballerine. Siamo qui con Milena e Arianna. Allora, loro ballano contemporanea e hip hop, mi hanno raccontato prima qualcosina, ma vorrei chiedere a loro un aneddoto appunto del vostro gruppo di ballo, di danza. Sì, allora diciamo che la cosa che preferisco di essere all'interno di questa scuola è che ci consideriamo proprio una famiglia, perché come ha detto Marzia, Tamara prima era la nostra insegnante, ma ora balliamo tutte insieme e siamo una famiglia dentro e fuori la sala. Infatti siamo anche attive per le esibizioni che la scuola fa, e un aneddoto che diciamo ci piace ricordare è che quest'estate, quando c'era il saggio finale, dopo aver provato tutto il giorno e aver pulito tutto il teatro, ci siamo ordinate la pizza, abbiamo mangiato tutte insieme, abbiamo scherzato, quindi siete un gruppo anche al di fuori, possiamo dire. Invece da Arianna volevo chiedere, visto che comunque l'abbiamo passato e è giusto anche ricordare quei brutti periodi, ti chiedo, durante il Covid, com'è stato diciamo approcciarsi a questo mondo che è quello della danza, quindi immagino chiusi in camera con la musica, però vorrei che ce lo raccontassi un po' meglio. Buonasera a tutti. Sì, è stato sicuramente difficile e complicato, e soprattutto ricordo il saggio di Natale, che è stato diciamo abbastanza difficile per noi, soprattutto come ballerine, perché ricordo che ovviamente avevamo la mascherina e quindi è stato, diciamo sì, molto strano, perché non solo balliamo con il corpo ma anche con la mimica facciale, con il viso, quindi essendo coperto facevamo fatica a esprimerci, quindi sì, diciamo sì, tutto quanto molto, molto diverso rispetto al solito. Immagino. Bene, abbiamo in programma un altro collegamento, lo facciamo con Genova, vediamo se riusciamo a vedere. Mi sono scritto perché è una sportiva, campionessa nel settore delle bocce, fra poco mamma, ha scritto un libro sui nonni, moglie di un noto giornalista sportivo e anche musicista. Parlo di Leila Ziliotto. La salutiamo, che ci vediamo. Allora Leila, non so se ho detto tutto, comunque grazie di questo collegamento. Vogliamo sentire un tuo messaggio sportivo e poi so che c'è qualche nota musicale che hai preparato proprio per salutarci e raccontaci perché questo libro sui nonni. Buonasera a tutti innanzitutto, grazie per il graditissimo invito. Sì, un libro dedicato alla figura di mia nonna e al ruolo dei nonni all'interno della nostra società e perché no nello sport. Per questo libro porta una prefazione proprio sportiva, che è quella del presidente del CONI, Giovanni Malagò,
al quale avevo deciso di inviare il mio testo, che doveva ancora essere pubblicato, e da lì, unendo insomma la mia grande passione per la scrittura a quella dello sport, in particolare a quella, come dicevi tu, delle bocce, è scaturita, diciamo, l'idea di ricevere una prefazione comunque così onorevole che quella appunto del presidente del CONI. Qui la foto della copertina con la nonna, i nonni, ricordo che nell'ambito sportivo sono fondamentali, per esempio per il gioco, meglio lo sport delle bocce, perché molti nipoti si avvicinano proprio a questa tradizione che abbiamo radicatissima nella nostra regione anche attraverso i nonni, un incontro meraviglioso tra generazioni. E quindi insomma ho voluto unire queste due passioni. La mia terza, come hai già accennato, è quella musicale, perché sin da bambina, grazie sempre a mia nonna, mi cimento nel suonare il mio strumento preferito, qual è il pianoforte. E se volete dopo... Facciamo un applauso ai nonni. Leila, vediamo, riusciamo a chiudere con... Intanto, insomma, augurissimi. Quando è che diventerai mamma? La data è prevista il 27 di gennaio, comunque nell'anno nuovo, e un maschietto. Benissimo. Esperienza alla quale mi sto abituando sempre di più. Grazie. Grazie mille. Allora, riusciamo a salutarci con 2 note col pianoforte? Ma certamente, sì, e in presa diretta proprio, volentieri. Eccoci qui. Grazie Leila, saluta il tuo illustre papà pro futuro. Grazie, Okay. mi cambia molto molto volentieri. Poi in ambito sportivo ancora di più, no? Certo. Ciao, grazie per il collegamento. Buon proseguimento, grazie a voi. Allora, poi dovremmo chiedere un pochino, parlare anche un pochino, un flash sui nonni, visto che abbiamo parlato di un libro sui nonni. Dobbiamo andare con Riva Samba. Andiamo subito con Riva Sambo, che io andrei subito però a, diciamo, chiedere qualche cosa a Danilo Rampone. Danilo è il vice allenatore della Leva appunto 2011 del secondo anno. E Danilo, allora tu prima mi hai detto che alleni i ragazzi di questa età da qualche mese, esatto, da pochi mesi. E com'è allenare i ragazzi comunque di questa età? Com'è l'approccio verso di loro? Ma allenarli sicuramente è stimolante, infatti ringrazio mister Davide Cesaretti e la società Riva Sambo per la bellissima occasione che mi ha dato da poter sfruttare. È una leva molto stimolante, sono dei bravi ragazzi proprio a livello di ragazzi, e poi anche calcisticamente sono validi, insomma, danno soddisfazione al sottoscritto e sicuramente alla società con i risultati che ottengono sia nel comitato di Chiavari che in quello di Genova. Allora, visto che abbiamo sentito comunque l'Under 11, cioè la Leva 2011, andrei invece, diciamo, dalla prima squadra con Gianluca Cusato e Andrea Baldassare, giusto? Già prima stavo sbagliando il cognome in diretta, non voglio sbagliarlo, forse l'ho sbagliato, forse no, spero di no. Allora, Andrea, tu ormai mi hai raccontato che sono 8 anni che giochi appunto a Riva Samba, un patto d'amore con questa squadra. Ci vorrai rimanere fino alla fine della tua carriera, diciamo? Ho avuto la fortuna di giocare 8 anni nel Riva, prima ero nell'Entella, ho fatto 4 anni di giovanili e ho avuto anche la fortuna di arrivare in prima squadra abbastanza da ragazzo, grazie a mister Cesaretti che ha creduto in me. E niente, è una società a cui sono molto affezionato per la lunga durata del nostro rapporto e poi il futuro non si sa mai, però per ora sto bene qua e rimaniamo a Riva. Quindi rimaniamo nel Riva. Mentre invece andiamo da Gianluca. Gianluca, appunto, ti hanno spoilerato prima che, vabbè, tu lo sapevi, tutti lo sapevano, io magari ero l'unica a non saperlo. Hai segnato ieri la rete, 5 gol in campionato per adesso. Come sta andando questo campionato? Siete primi, i risultati, il vostro obiettivo? Se ci vuoi raccontare un quadro generale, diciamo, del vostro percorso.
Ma quest'anno sicuramente è un campionato molto difficile, però abbiamo iniziato davvero bene, vogliamo continuare a far bene come stiamo facendo adesso e ovviamente cerchiamo di guardare in alto e cerchiamo di puntare alla Serie D, non ci nascondiamo ovviamente, e siamo riusciti ad arrivare anche in finale di Coppa Italia e quindi sicuramente è un traguardo importante per questa società e cerchiamo sempre di continuare così e di allenarci per fare sempre il meglio possibile. Allora, ricordiamo intanto il finale di Coppa Italia quando sarà e contro? Contro l'Imperia il 23 dicembre, ora bisogna ancora vedere dove perché si gioca in campo neutro, forse a Vado, comunque si giocherà immagino in un punto di mezzo tra Imperia e appunto Sestri Levante. Ok, allora speriamo che sia un buon Natale con questa partita. Pietro, con te salutiamo anche il mister Franco Schiappacasse, perché il mister insomma, lo spogliatoio è molto importante. Assolutamente sì, ha trovato un gruppo forte, un gruppo che lavora insieme da ormai 4 anni, ha iniziato a gettare le basi con mister Cesaretti e per poi abbiamo avuto un susseguirsi di allenatori, però la forza nostra sono stati questi ragazzi che Andrea è un 2003, Gianluca è un 99, 3 anni fa ci siamo salvati all'ultima giornata e mi ricordo che dissi al direttore che questa squadra poteva arrivare lontano perché questi ragazzi veramente potevano portare il Rivasamba dove non era mai stato e questo sta succedendo, dai, adesso facciamo in modo di lavorare ancora di più per levarci quante più soddisfazioni possibili. Visto che è stato chiamato in causa Davide Cesaretti, magari sentiamo un po' anche lui, ecco, su questi ragazzi che a quanto ho capito sono cresciuti nel Rivasamba e stanno ottenendo ottimi risultati, ecco. Ma quelli della prima squadra o i ragazzi del 2011? Ma io ho sentito che parlavano quelli della prima squadra. Sì, loro facevano riferimento a me perché 3 anni fa e 2 anni fa sono stato il mister loro nel periodo dopo quello del Covid, quello più complicato, però è stato una bella opportunità perché ci ha permesso di credere ancora di più nel settore giovanile e di lanciare molti dei ragazzi della cantera in prima squadra. Uno di questi è Andrea Baldassare. E quindi portare questi risultati di questi ultimi anni, che insomma sono ottimi risultati. Sì, è un po' il frutto di un lavoro che la società fa con estrema serietà e quindi credo che il gioiello della società sia il settore giovanile. Da lì la prima squadra, che è molto fidelizzata al settore giovanile, secondo me continuerà a avere sempre dei risultati sempre migliori e quest'anno, in questa stagione, lo stanno ancora di più dimostrando. Poi se arriverà l'obiettivo, quello dipende anche da tanti altri fattori, ma sicuramente ci sono tutte le carte in regola affinché questo avvenga. Chissà Grazie. cosa dice il grande esperto Sandro su questo. In merito all'eventuale nostra... io come dire, sarei cauto su questo perché ci sono 2 squadre che hanno investito tanto, molto più di noi. Non è che con i soldi si guadagnano i campionati, però aiutano. Hanno investito molto, in questo momento stanno correndo, che sono a Cairese, l'Imperia. L'Imperia è una città dietro importante ed è la prima squadra di questa città, non è che a volte come il Savona poi si dividono, si frammentano. L'Imperia è l'Imperia, insomma, quella Sì, tra l'altro vedendo la classifica in 5-6 punti ci sono diverse squadre. Siamo molto vicini. Però io ci credo abbastanza, anzi ci credo. E anche nella giornata di ieri ho avuto la consapevolezza che stiamo facendo un percorso importante perché la partita l'abbiamo dominata. Poi nelle ultime gare insomma, non abbiamo raccolto ciò che abbiamo seminato e questo mi fa ben sperare per il futuro perché normalmente quando una squadra alla fine del campionato ha sempre quello che ha seminato, insomma alla fine il pro e il contro si equivale, perciò io spero su questo e comunque vediamo, domenica per domenica. Assolutamente. Cusato ma mi fa piacere che Cusato sia così.
così ottimista. È ottimista. Non sono anch'io ottimista, non è che sono ottimista, però come dire, un po' più cauto. Un po' più cauto, sì, nello sport, ma perché ne hai visto tante, capisci? Pietro, ma cosa ti impressiona un pochino di queste ragazze con tutte queste ginnaste, danza, cosa ti incuriosisce? Beh, tanto per cominciare, quello che hanno creato penso che sia qualcosa di bellissimo. Sono partite, come hanno descritto loro, da un'idea di 5 anni fa e sono arrivate a realizzare questo. Insomma, penso che al di là di quello che sarà poi il risultato sportivo, quello che hanno creato a livello sociale sia bellissimo e se lo porteranno dietro per tutta la vita. Quindi complimenti e Grazie. a inseguire i propri sogni non si sbaglia mai. Bravi. Allora, sia Tamara che Marzia, no? Fate tante cose, avete fatto durante l'anno. Ci volete raccontare, sceglietelo voi, perché mi avete scritto tante belle cose, non riusciamo a parlare di tutte, ma quello che vi piace raccontare, sia Tamara che Marzia. Ma sicuramente il fatto di aver partecipato alle semifinali regionali organizzate dal CSI qui a Chiavari, che ci ha permesso con le nostre vittorie di qualificarci poi per le finali nazionali e abbiamo portato a casa un sacco di premi, di ottimi risultati e quindi prima di tutto complimenti a tutte loro per l'impegno dimostrato e basta. E invece Marzia? Allora, abbiamo trattato un tema bellissimo grazie al gruppo Sparata che alla festa della Madonna del Rosario ha chiamato me e Tamara per unire lo spettacolo pirotecnico con la danza e abbiamo trattato il tema della violenza sulle donne. Quindi io, Tamara e il gruppo di ragazze del gruppo avanzato abbiamo fatto un'esibizione durante lo spettacolo pirotecnico, esatto. Ecco, questa è veramente originale, lasciatelo pure in primo piano, vediamo un po' che ce lo descrivi, Marzia. Sì. Qui appunto c'è Tamara in un primo momento, a un certo punto appare un signore che col lancio della giacca appunto è il segno della violenza. A quel punto entrerò io come la Madonna che appunto trova rincuoro in me per questo momento e a seguito entrano tutte le ragazze per dare forza a lei per questo atto di violenza. Ecco, ok, per sensibilizzare anche... Bene, brave. Allora, ridiamo la linea a Giacomo Rizzi, così andiamo nuovamente nel palazzetto di Lavagna e poi ritorniamo subito. Lavagna, durante un allenamento dell'Under 19 della Blussi Basket Lavagna e qui con noi adesso c'è il dirigente Davide Brignole. Tanto buonasera Davide. Buonasera. A lui chiediamo com'è strutturata la società, quali squadre avete? Buonasera Roberto, diciamo che questa stagione sportiva 2023-2024 abbiamo messo in campo molte forze e affrontiamo 4 campionati, l'Under 15, l'Under 17 Eccellenza, l'Under 19 Gold e la prima divisione che è l'ex serie D, che l'anno scorso si chiamava Serie D e da quest'anno si chiama Prima Divisione. Quindi abbiamo in campo parecchi ragazzi, tutte le settimane abbiamo partite il sabato e la domenica più l'Under 19 che gioca infrasettimanale e quindi abbiamo veramente un impegno da parte di tutti i dirigenti, da parte di tutti gli allenatori e sostenere 4 campionati di alto livello è una cosa molto impegnativa ma che comunque dà delle ottime soddisfazioni. Avete la settimana piena, possiamo dire. Sì. E
Accennava prima la Presidente, ne parlavamo prima noi di un progetto in collaborazione con la Polisport Lavagna per il mini basket. Come è strutturato e è importante il fatto di collaborare tra società? Direi che sul nostro territorio la collaborazione, soprattutto a partire dal settore giovanile e soprattutto del mini basket, è molto importante, anche perché il potenziale dei ragazzi che possono iniziare a giocare a mini basket è purtroppo relativamente alto, quindi la torta divisa in due sicuramente ti lascia con pochi numeri che non permettono di portare avanti dei progetti interessanti, quindi ci è sembrato che questa collaborazione fosse una soluzione molto importante per cercare che per Lavagna il mini basket tornasse ad avere un valore e ad avere i numeri che una città come Lavagna merita. Quanti bambini fate all'incirca insieme? Ma sostanzialmente quest'anno, unendo le forze, siamo riusciti ad avere intorno ai 60-70 atleti, mini atleti tesserati, e praticamente unendo le forze facciamo un campionato come centro mini basket Lavagna e riusciamo sicuramente ad unire le forze sia degli allenatori sia, diciamo, delle due società e di entrambe le dirigenze. Benissimo, per il momento da qui è tutto, noi torniamo a seguire l'allenamento e poi ci risentiamo tra qualche decina di minuti. Sì, assolutamente, ci risentiamo per l'ultimo collegamento. Andrei un po' a parlare di questa specialità sia Enrico che Simone. Enrico, raccontaci come si parte con questa attività, tanto abbiamo anche qualche filmato che rende l'idea. Come diceva prima Simone, noi nel 2018 come la ragazza abbiamo iniziato questa avventura per avvicinare persone al mondo del motorsport. Il motorsport è molto complesso. E il primo step del motorsport è proprio il karting, è il primo a ruote scoperte. Da lì siamo riusciti col tempo a strutturarci, a organizzarci, fino ad arrivare alla realtà attuale che porta a avere, logicamente il nostro sport non può avere tantissimi atleti in quanto è molto complesso. Ecco Enrico, tutti vogliamo un po' qualche commento a queste immagini, no? Insomma... Questa è una fase di gara, penso, dove sanno appunto uno segue l'altro ma devono arrivare poi al sorpasso. Adesso non c'è una fase di sorpasso, c'è semplicemente un inseguimento di linee come potreste vedere in Formula 1 quando vengono fatti. Questi sono dei 60 che stanno girando, arrivano sui 90 km/h. Nella 60 vedete i bambini nel pubblico che sono Gabri, Diego, Giuli e Luca. E poi c'è la 100 e la 125. Noi partecipiamo a un trofeo monomarca nazionale che è l'Easy Kart, dove appunto vi sono le tre categorie: la 60 che va dai 9 ai 12 anni, la 100 dai 12 ai 14, la 125 dai 14 a salire. Ecco, lì dove siete? Un circuito, insomma, sembra veloce. Sì, sono tutti abbastanza veloci, forse era Jesolo. Perché le nostre gare si spostano, diciamo, nel nord Italia, Castelletto, Jesolo, Viterbo, Lonato, sono tutte piste internazionali. Ecco Simone, aggiungi qualcosa, tra l'altro abbiamo il casco, abbiamo anche giù, che vi ho detto portate un casco, è fondamentale perché insomma con le velocità lì, Simone. Sì, è uno sport che non perdona, il rischio è elevato, però è una disciplina. È uno sport che va rispettato, non si può pensare di essere arrivati o andare a fare un giro su una giostra perché si fa male a se stessi e agli altri. È uno sport che bisogna praticarlo parecchio, stare sul mezzo, avere confidenza, poi c'è una squadra, nonostante sia uno sport individuale, perché poi il pilota è solo, non è che loro corrono o fanno verso l'altro qualcosa che può aiutare, nel senso non c'è competizione però è sportiva e questo è per arrivare a un obiettivo che è vincere un campionato. Ecco, avete fatto anche dei risultati ultimamente, no?
E quest'anno nella categoria 100 Valentino Gaggia ha fatto terzo assoluto e nella 125 che non è presente Riccardo Polastri, anche lui terzo assoluto su 8 gare di campionato. Ecco, io andrei un po' a conoscere questi ragazzini. Gabriele e Diego. Allora io andrei subito da Diego e gli chiederei perché ha iniziato a correre sui go-kart, perché diciamo questa disciplina, questo sport. Perché io ho sempre avuto questa passione per il motorsport, poi a me piace un sacco la velocità, andare molto veloce e questo sport Te lo permette, ma non hai paura? Zero proprio? Quando sei lì che corri, che vai veloce, non ti tocca niente nessuno? No, non ho paura. No, non ha paura. Allora, abbiamo sentito Diego, andrei allora dal suo compagno Gabriele. Gabriele, allora, tu quanti anni hai? 10. E da quanto tempo corri? Un anno. Un anno, quindi in quest'anno comunque hai imparato un po' di cose, ma tu prima mi hai detto, non si dice, ti ho chiesto, sei mai caduto, ti sei mai cappottato? Tu mi hai detto, no, non si dice così, si dice hai fatto un incidente. Ti chiedo, hai mai fatto un incidente col go-kart? L'ha detto lui? L'hai mai fatto? Sì, un paio di volte, soprattutto la mia prima gara. Però adesso pian piano andrà sempre meglio, giusto? Sì. Ecco, bravissimi. Ma chiederei un po' ai calciatori, Gianluca, no? Cosa ne pensa? Magari sei un appassionato, tu fai il gol e loro invece fanno queste gare. Dal gol al go-kart è un attimo. Sì, sono dei bei tipetti assolutamente. Noi è successo anche l'anno scorso che siamo andati a fine campionato con la squadra a farci un giro su go-kart e ho visto i video adesso. Non li vedeva neanche probabilmente se gareggiavamo contro, quindi sono assolutamente. Possiamo lanciare una sfida quindi? No, meglio di no sicuramente, perché facciamo sicuramente brutte figure, lasciamo perdere. Bene, bene. Cimentarsi può andare alla pista di Carasco, è aperta al pubblico, ecco, cioè non è riservata solo agli agonisti, ecco. Ma tu, Luca, che in genere fai un po' tutti gli sport, sei già andato a Carasco? A Carasco sono andato, ho portato mio figlio. Ecco. Io sui go-kart sono andato una volta in Spagna, ecco. Mi sono divertito tantissimo, devo dire la verità, mi sono divertito veramente tanto e quindi penso che poi un salto a Carasco prima o poi ce lo farò, ecco, a cimentarmi sulla pista, anche perché Enrico è anche un esperto costruttore di piste, quindi bisognerebbe chiedergli un po' quali sono le caratteristiche di un percorso di kart, diciamo, ideale, ecco. E noi che nei nostri spazi purtroppo non riusciamo, ecco, come diceva, le piste internazionali sono fuori dalla nostra regione. Esattamente. Perché proprio il nostro territorio non permette di avere delle infrastrutture tali da permettere che questo sport possa avvicinare più persone, tant'è che a prescindere, diciamo, dalla tipologia di disciplina è proprio difficile riuscire a portare i ragazzi a fare gli allenamenti, perché logicamente non si muove soltanto il pilota. Quando voi vedete un video come prima dove vedete dei kart che si muovono, dietro a ogni singolo pilota c'è un meccanico dedicato, un telemetrista, un motorista, dei telaisti, cioè c'è un insieme di fantasmi che nessuno vede ma che collaborano insieme al pilota, e per creare dei circuiti è complesso, parlando della Liguria, e quindi per forza di cose diventa molto più difficile portare dei piloti a poter esprimere le loro qualità. Anche perché io ho il figlio di mio cugino che ha corso sui kart, ne ha anche progettato e tutto, quindi è ingegnere, quindi insomma, sei esperto. Un po', diciamo che un po' conosco la materia. Ecco. Vabbè, allora facciamo così, lascia un po' la guida dei kart e buttati in piscina. Ci buttiamo in piscina. Dai un po' uno allora, sguardo alla nostra pallanuoto. La nostra pallanuoto è così fatta che in Serie A1 maschile continua il dominio della Prorecco, seguito però
a 3 punti dal Savona. Siamo vicini alla pausa perché poi, come ho già detto le altre volte, ci saranno i campionati europei e quelli mondiali, quindi il calendario adesso, gli uomini, la 1 maschile giocherà ancora 2 partite e poi dopo si fermerà dal 12 dicembre in poi, si fermerà appunto perché ci saranno i campionati europei. Comunque molto bene la Proreco che è prima, molto bene il Savona secondo, il quinto è una buona posizione di metà classifica. Purtroppo chi non riesce a fare punti e che è un po' in difficoltà, pur avendo una buona squadra, è il Camogli. Purtroppo il Camogli per adesso è ancora 0 punti, non ha difficoltà in questo momento, speriamo poi che possa riprendersi nella seconda parte di campionato. Per la 1 femminile molto bene Rappallo perché è al secondo posto e adesso il campionato femminile si ferma, l'ultima giornata appunto l'hanno giocata il 2 dicembre e riprenderà il 24 febbraio, ecco, proprio per gli impegni internazionali, quindi si parla addirittura di una sosta di 2 mesi e mezzo di campionato, ecco, di più di 2 mesi e mezzo. E Rappallo comunque sta giocando un ottimo campionato, ha vinto il derby contro il Bogliasco e avrà appunto il 24 di febbraio dovrà andare a far visita alla prima in classifica, l'Orizzonte Catania, quindi sarà una partita che potrà dire molto su quello che sarà appunto il campionato del Rappallo. Per quanto riguarda purtroppo anche qui una squadra ligure a 0 punti, la Locatelli che viene dalla 2, quindi la Locatelli come il Camogli nel maschile sta facendo fatica e a 0 punti, però vediamo poi se anche la Locatelli nella seconda parte di campionato riuscirà a dimostrare la propria forza. In A2 maschile abbiamo invece molto bene il Chiavari che vince, quindi si trova al terzo posto a 10 punti. In testa ci sono sempre il Bogliasco con 12 e la Florenzia con 12 punti, scusate, con 15 punti, sì. E quindi insomma un Bogliasco che sta andando molto bene, ha battuto Lavagna per 8-5, è una partita in cui ha sempre comandato, poi c'è stata qualche decisione arbitrale un po' insomma discutibile e quindi comunque il Bogliasco non ha mai perso la testa e quindi è riuscito sempre a mantenere il vantaggio e a vincere. Come ho già detto, bene il Chiavari che ha vinto contro il Padova e andrà nella prossima partita a fare visita alla Florenzia che è in testa al campionato insieme al Bogliasco e quindi sarà un po' la prova del 9 per il Chiavari, ecco, contro la Florenzia prima in classifica, a vedere cosa potrà fare il Chiavari in questo campionato. Sarà, come ho già detto, la prova un po' della verità, mentre Lavagna invece ospiterà il Carrara con tanti giocatori della nostra zona e quindi sarà anche un po' una specie di derby, ecco. Bene. Allora, prima di andare normalmente con la danza, volevo un po' chiedere a Sandro le nostre squadre. Partiamo logicamente del Riva Samba, ma un flash sia sul Sesse Levante che la Virtus Entella. Beh, intanto il Sesse Levante è riconosciuto da tutti, una neopromosso, prima esperienza dopo 74 anni, quanti anni sono? 40, se non mi ricordo, dei professionisti. È riconosciuto da tutti il fatto che giochi veramente un buon calcio, un ottimo calcio, una società importante, una guida importante, solo che i risultati fanno fatica ad arrivare, ma tutti noi di Sesse insomma siamo fiduciosi, almeno a partire dalla domenica prossima, che cambi un po' il vento, perché onestamente io ho visto diverse partite, l'ho viste dal vero, in diretta, l'ho visto anche in TV e spesso non ha meritato la sconfitta nel modo più assoluto. Così come l'Entella che rispetto al solito va un po' a corrente alternata, ha cambiato allenatore, ma mi sembra che i risultati insomma tentino a venire anche lì, insomma, fanno fatica. Da loro parte hanno il fatto che hanno una tradizione importante, hanno una società
diciamo, un po' scaffata anche sulla Serie C, perché hanno tutti gli attori, diciamo, della società, a partire dal presidente, al direttore generale, al direttore sportivo, sono persone che hanno sempre vissuto di calcio, cioè il calcio è stato il loro lavoro, sanno cosa fanno e sanno la macchina che hanno in mano. Anche tanti anni di esperienza, Chiavari che tutti questi anni dalla B, insomma. Certo, hanno anni di esperienza di categoria anche superiore, perciò sicuramente ne verranno fuori brillantemente. Allora, vediamo se abbiamo l'ultimo servizio dal basket a Lavagna, intanto sia con Tamara che Marzia, insomma una battuta, da un lato Cervinia in arte, che mi colpiva questo, probabilmente è un qualcosa di estivo, no? E poi la partecipazione, siamo a Natale, non so, leggevo Zucchino d'Oro a Monleone, Marzia Cervinia e Zecchino Tamara. Ok, sì, sono 2 o 3 anni che in estate andiamo a Cervinia in arte, che è un campo estivo di una settimana in cui partecipano le bambine sopra gli 8 anni. È una settimana di studio in cui è bello perché loro, oltre a imparare danza e a imparare diverse tecniche di diversi insegnanti, trascorrono appunto tutta la settimana con noi e ad ogni problema, pianto, mancanza di genitori siamo noi che diventiamo le loro seconde mamme. Quindi è molto bello anche per noi. Poi, Gloria, abbiamo parlato dei nonni, abbiamo tanti genitori, bisogna sentire un genitore sia del calcio che della danza, vediamo se vai a scegliere, ma c'è ancora qualcosa. Va bene. Prima però farei intervenire due ballerine qui in prima fila. Loro sono Noemi e Erika con la C, ho voluto precisare questa cosa, quindi ci tengo a precisarla anch'io. Allora, noi vediamo delle bellissime coppe. Noemi, ci vuoi raccontare che coppe sono? Allora, questa qua è una coppa in seconda classifica a Camogli. Bellissima. Invece, Erika, questa che coppa è? Questa è la coppa dei campionato nazionale di danza primo classificato a Firenze. Erika, io ti chiedo, tu hai 14 anni, com'è fare danza a 14 anni? Comunque ti alleni 3 volte a settimana, avrai anche da studiare, come riesci a conciliare il tutto? Beh, comunque fare danza è bello, quindi quando studio ovviamente ci metto anche la passione per la danza, perché studio anche in base agli allenamenti, prima di andare all'allenamento magari studio o anche dopo. Abbiamo una studiosa allora qui. In genere chi è un bravo sportivo è anche un bravo studente. Pietro, cosa dici? Guarda, abbiamo un laureando e un laureato, quindi... Bene, allora poi andiamo non solo a fare i gol ma anche a studiare. Fanno un altro sport questi ragazzi. Gianluca, Andrea. Bene. Tamara, non ti ho lasciato dire dello Zucchino. Sì, l'anno scorso abbiamo partecipato a diverse manifestazioni, tra cui lo Zucchino d'Oro, la Festa dei Mestieri a Favale, e la Castagnata di Neirone e i mercatini di Natale a Monleone a dicembre dell'anno scorso, a cui parteciperemo anche a dicembre di quest'anno. Infatti ne approfittiamo per invitare tutti domenica prossima appunto a Monleone. Insomma, allora abbiamo una notizia in diretta. Certo, assolutamente sì. E faremo la nostra esibizione e tutte loro balleranno vestite a festa. Benissimo, allora ci colleghiamo per i saluti, ma non solo, perché andiamo ancora a vedere qualcosa di questo collegamento. A te Giacomo. Sì, grazie Roberto, siamo con la squadra, abbiamo introdotto un allenamento, infatti faremo velocissimi, sono tutti qui intorno e parliamo con Mario Piazze. Tanto
come sta andando il campionato, com'è questa squadra? Allora, la squadra è molto unita, siamo un gruppo che, a parte 2 ragazzi nuovi, ci conosciamo da una vita, c'è coerenza, ci capiamo tra di noi e abbiamo incontrato squadre molto forti come NetStep, e comunque tutti serbi, tutti gente di colore alta 2,20, cioè avevano uno 2,30 anche. Diciamo che abbiamo trovato un po' di difficoltà contro di loro. Abbiamo vinto 2 partite contro Villaggio nel derby. Felici per aver vinto contro i cinghialotti del Villaggio. Derby sempre sentito. Abbiamo perso contro NetStep appunto e Santa. Ecco, mi dicevi che vi conoscete da tanto tempo, siete molto uniti, questo è importante, presumo. Sì, anche perché all'interno dello spogliatoio siamo sempre tutti uniti, non litighiamo mai, cose che in una squadra è sempre importante, e comunque anche in campo ci capiamo tra di noi, anche se questo gruppo si è formato tanto tempo fa, quindi mi fa molto piacere a me. Bene, allora vi auguriamo buona fortuna per il proseguo del campionato e anche dell'allenamento, e se non ci sono domande da studio, Roberto, noi chiuderemo e vi daremo la linea. Allora Giacomo, vorrei un po' sapere, intanto hai fatto bene a interrompere per Telepace 2 minuti l'allenamento, un po' chi è il playmaker, un po' l'allenatore in campo, e parlare insomma un secondo del mister, salutare. Allora, ok, mi chiedono da studio chi è il playmaker, chi è che parla in campo. Ok, e ti chiami? Lorenzo Brignola. Ok, e come gira la squadra, ti ascoltano, riesci a portare ordine? Ma essendo appunto un gruppo che comunque gioca da tanto tempo assieme, a parte alcuni giocatori, sì, la squadra gira bene e magari in certe situazioni appunto con squadre di maggiore forza troviamo difficoltà, però riusciamo comunque a riprenderci piano piano. Ecco, mi chiedevano anche un saluto all'allenatore da studio. Sì, salutiamo l'allenatore Edoardo e l'Eliana. Diciamo, mi stavo un po' spremendo stasera, ho visto. Sì, per forza, perché dobbiamo iniziare a metterci un po' più sotto, anche visto la selezione nel campionato Silver, quindi proviamo a mettercela tutta. Va bene, grazie ragazzi. E noi Roberto chiuderemo il collegamento anche perché c'è finita anche la batteria del faretto, quindi siamo proprio al buio. Molto bene, grazie Giacomo e Maurizio, vi aspettiamo di ritorno. Allora, parlavamo dei genitori, un saluto, un flash. Olivia, una mamma, ti ho portato una mamma, lei è Monia, la mamma di Giorgia, e Monia mi ha raccontato che balla da un anno anche lei, da quest'anno esatto, ha iniziato più o meno con sua figlia. Volevo sapere come è nata questa passione per lei per la danza e se lei l'ha trasmessa anche a sua figlia. Il contrario, è Giorgia che mi ha emozionato con i balletti della Tamara di Marzia, e grazie al papà di Tamara che durante un'esibizione mi ha buttato sul palco, ho deciso di fare questo corso. E la cosa bella è che oltre a una bella disciplina e dei bei balletti abbiamo creato un gruppo meraviglioso con tutte le mamme, quindi ci divertiamo tantissimo. Una cosa inaspettata, e le cose inaspettate sono sempre le più belle, quindi... Allora, Gloria, guarda, abbiamo anche quelli del Coccar qua, se riusciamo a fare un genitore del calcio insieme, un flash. Vediamo, te lo lascio a te. Poi, Roberto, vado alla ricerca di un genitore. Ecco. Calma, allora ragazzi, chi mi consigliate? Tutta la leva 2011 si gira, ecco. Allora, sono venuta di qua io, però prego. Si può alzare? È un genitore? Allora va bene, ha giudicato. Va bene, allora ci prepariamo prima. Cesaretti, appunto, allenatore di questa leva 2011 secondo anno. Ecco. Sono tanti ragazzi, se vedo che sono tanti ragazzi, allenare tanti ragazzi, insomma, com'è? Ma è un piacere perché sono tanti, ma sono disciplinati, sono dei ragazzi a modo, educati, ed è un piacere per me
è un onore. Poi ho Danilo come collaboratore, abbiamo anche 2 ragazzi che ogni tanto vengono a darci una mano, quindi per me insomma è un divertimento, è davvero un piacere e insomma anche i risultati sul campo ci stanno dando. Volevo chiederti questo, ecco, se è già cominciato il loro campionato, come sta andando? Ma siamo primi in classifica nel comitato di Genova, anche se ieri abbiamo perso, ma ci sta, è la prima che perdiamo e ci siamo rimasti tutti quanti un pochettino abbacchiati. E nel comitato di Chiavari abbiamo 2 squadre che poi sono miste e siamo terzi, se non sbaglio, sì, terzi. Queste sono un po' di immagini dei nostri ragazzi. Stanno facendo tutti quanti molto bene, sono davvero molto soddisfatto di loro. Qua c'è una prodezza di Nico Esposito nel derby col Sestri. Guardate, perché questa è una roba, tanta roba, grandi ragazzi. Ma Pietro! Sono belli vivaci, Questo i ragazzi lo sanno, è uno schema, quello che avete appena visto è uno schema provato e riprovato in allenamento. Pensavo lo schema di festeggiare. È un colpo di talento dei ragazzi. Sì. Ma Pietro, com'eri tu alla loro età? Come loro, guarda. Uguale. Sì. Ma poi questi ragazzi io li ho avuti 3 anni fa in compresenza con un altro allenatore, quindi sono ancora più affezionato perché li sto vedendo crescere ed è bellissimo. Insomma, stasera faremo così, voi del Riva Samba guarderete un po' la danza della Fontana Buona e loro della danza guarderanno un po' la Riva Samba. Voi che squadra ti fate di calcio? Marzia? Samp, Juve. Samp e Juve. Ecco lì. Allora, siamo alla fine, ancora qualche minuto. Un saluto ai 2 genitori che ha Gloria. Allora, altri 2 genitori, sia mondo go-kart, mondo calcio. Allora, un attimino di attenzione ancora. Andrea, allora, tu sei il papà di Diego, mondo appunto go-kart. Ti chiedo com'è essere un genitore e vedere magari il proprio figlio andare a quella velocità. Direi che non è per cuori deboli. Non è uno sport per cuori deboli, è uno sport che sottopone a emozioni molto forti. Vedere dei bimbetti che corrono a quella velocità, cercano di superarsi, arrivare al traguardo prima degli altri, avere quelle capacità di guida anche sotto l'acqua, anche durante la pioggia, è veramente impressionante ed è emozionantissimo. Per me e per gli altri genitori è veramente dura. Però se loro sono contenti alla fine si regge, si stringono un po' i denti. Assolutamente, loro sono strafelici, come si vede, sono entusiasti di questo tipo di sport che gli dà tanto, si sta dando anche tante soddisfazioni perché stanno crescendo molto bene. Ci sono quelli che già si affermano come Valentino, come Riccardo, e i nostri figli che invece stanno crescendo e stanno dando dei grandi risultati e noi siamo contenti per loro. Allora, ora Andrea invece nel mondo del calcio e qui abbiamo un altro papà, a lui invece chiedo, è contento della scelta appunto di suo figlio del calcio? Preferiva un altro sport? Non lo so, un punto di vista. No, è in mezzo a quegli adorabili scalmanati, si trova benissimo, sono una squadra, sono un gruppo di amici. A me fa piacere dare una mano anche come dirigente, aiutare il mister, aiutare il direttore Cesaretti che ringrazio, e niente, è un piacere dare una mano nella riuscita della preparazione delle partite e i ragazzi danno molta soddisfazione, sono bravi, sono motivati e sono molto uniti e questo è molto bello. Quindi il calcio approvato? Allora, iniziamo con i saluti. Qua ci sono i 2 calciatori di Riva che sono bravi a scuola. Vorrei un po', basta almeno che cosa hanno studiato, Gloria, mi incuriosisce. Pietro Lanciati. E intanto cominciamo a salutare la Polisportiva Val Fontana Buona Cicagna, Marzia e Tamara. Come ci salutiamo? Auguriamo intanto buon Natale, buone feste a tutto il gruppo. E grazie per la vostra presenza che avete veramente riempito mezzo studio da Cicagna. Il prossimo appuntamento?
prossimo appuntamento saranno appunto i mercatini di Natale, domenica 10 di dicembre e poi venerdì 22 dicembre presso il Teatro di Monleone faremo il nostro saggio natalizio. Benissimo. Sandro. Ma stasera ti piace di più la danza o il cocare? No, sono due cose diverse, però io devo fare i complimenti a queste ragazze qua, ma a tutta la Fontana Buona che in poco tempo hanno messo in piedi una cosa importante, comunque uno sport. A parte che sono, come dire, amo un po' la Fontana Buona, perché tutti gli amici che ho avuto nella mia vita, ho avuto anche giocatori, sono, come dire, sono persone straordinarie. I valigiani lì sono davvero tosti, bravissimi. Quindi, allora, Andrea e Gianluca. esatto, smontiamo questo mito che gli sportivi non studiano, ma qui abbiamo due studenti. Allora, cosa studiate? Io sto studiando economia a Genova. La laurea quando? Ho un'altra domanda, con calma. Con calma, ora ho fatto il primo anno, sto facendo il secondo. Ok, invece di qui? Io invece mi sono laureato in scienze motori, la triennale. Vuoi fare anche la specialistica? Per ora no, per ora sono fermo, sto lavorando, sto facendo un'altra cosa e quindi poi vedremo. Ok, in bocca al lupo. Davide, grazie anche per l'aiuto dell'organizzazione di questa sera. Sandro? Il nostro giocatore della prima squadra che si è laureato pochi giorni fa del corso e le facciamo i complimenti per veramente nel corso del tempo abbiamo avuto anche Bottero che è il nostro capitano, che l'abbiamo perso perché laureato ha trovato lavoro in Danimarca, ingegnere biomedico. Sono una squadra di secchioni, via dai. Benissimo, Davide, grazie. Grazie a voi, è stato un piacere per tutti noi e anche condividere la sala con i ragazzi e le ragazze di altre discipline sportive. Grazie a tutti. Benissimo. Salutiamo il CKC, il presidente Simone. Per l'invito e viva lo sport. Viva lo sport e la vostra prossima gara? A febbraio iniziamo il campionato e ora procediamo con gli allenamenti invernali. E allora vi seguiranno qualche d'uno in più da stasera. Benissimo. Gloria, Luca. Salutiamo, grazie per questa serata, l'appuntamento a lunedì prossimo, grazie e un applauso alla nostra squadra perché sono stati bravissimi ancora una volta. Perché non è facile, telecamere, una decina di microfoni, 2 collegamenti, insomma non è facile, perciò squadra eccezionale. Fantastici. Benissimo, buona settimana, arrivederci. A lunedì. Buonasera.